Hai letto classica che l'ho preso. Copiato il pessimo esempio del governo precedente e l'ha elevato alla massima potenza. Quelli che erano mesi di fame, 10.000 euro più rubati a ogni lavoratore, sono diventati anni, sono diventati 100.000 euro di più. Tutto questo fatto passare con grandi bugie, la bugia dell'equità, per far cadere questo governo, per non rieleggere nessuno dei partiti che l'hanno sostenuto, che hanno approvato queste leggi, che hanno cancellato in una sola volta decenni di diritti conquistati con il sacrificio dei partigiani e delle lotte sindacali. Non andate a manifestare in aeroporto, domani ci saranno altre manifestazioni in altre città, da Genova a Padova, proprio perché questi 3 giorni vogliono essere 3 giorni che rendono evidente e visibile a tutti una cosa, che questo governo e la discussione che sta facendo il Parlamento non ha il consenso delle persone che lavorano, delle persone che pagano le tasse, delle persone che tengono in piedi questo Paese, e noi chiediamo un cambiamento e non abbiamo nessuna intenzione di fermarci qui, anzi iniziative come queste dicono che non solo i metalmeccanici ma tutto il movimento sindacale, tutta la CGIL deve arrivare nei prossimi giorni a mettere in campo una manifestazione e un'iniziativa generale che chieda un cambiamento. Lo diciamo perché siamo preoccupati che sia a rischio la tenuta democratica di questo Paese. Non si può continuare a chiedere sempre agli stessi, non si può chiedere a chi lavora, ai pensionati, ai giovani di pagare le tasse e di farsi carico di questa crisi. Le ragioni di questa crisi sono altre, bisogna intervenire sulle ragioni che l'hanno prodotta. E uno degli elementi che stiamo dicendo, e lo diciamo con forza, c'è il rischio concreto che un intero sistema industriale nel nostro Paese nei prossimi mesi possa sparire. Non giriamoci attorno, sono passati 2 anni da quando